Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Nella puntata di questa sera rifletteremo sul momento che stiamo vivendo e non serve che ve lo dica io, un momento non facile soprattutto dal punto di vista economico e lavorativo. E allora questa sera cercheremo ovviamente di analizzare la situazione ma anche di pensare a prospettive future positive che ci permettano di ridare dignità alle nostre capacità, al nostro merito e che ci possano dare anche la possibilità di rialzarci. Nella seconda parte poi del nostro appuntamento parleremo di un qualche cosa che dato il momento ci dimentichiamo troppo spesso di fare, che è sorridere. Ne parleremo dal punto di vista medico e sociale, ma questo tra poco. Iniziamo subito a parlare della situazione del lavoro insieme alla dottoressa Marisa Montegiove, presidente di Donna Manager dell'Associazione Manager Italia. Buonasera e benvenuta. E buonasera e benvenuto anche a Daniele Tumietto, tesoriere del Forum della Meritocrazia. Buonasera e benvenuto. Allora, iniziamo subito, direi, a parlare delle donne. Si sente tanto parlare in ogni ambito delle quote rosa. Sembra che in Italia le donne possano avere accesso e debbano avere accesso in ogni luogo, soprattutto nel mondo del lavoro. È in realtà così? Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Noi donne siamo messe bene, possiamo arrivare, possiamo dimostrare quante capacità abbiamo ad essere poi riconosciute? Tante domande, allora, cominciando dalla prima, quella delle quote rosa. Bene, diciamo che adesso c'è una legge che dovrebbe portare le società partecipate ad avere una percentuale di donne sicuramente molto più numerosa di quella che è attualmente. Basti dire che in questo momento le donne nei CDA sono al 3,2%, contro una media europea dell'11%, e non parliamo poi di paesi quali la Finlandia, la Svezia e la Norvegia, dove questa percentuale è molto più elevata. Questa però è da considerarsi, a mio parere, un primo step per un avanzamento verso l'obiettivo di avere una maggiore presenza femminile. Anche perché il mio timore è quello che nei CDA si aumenti questa presenza, però che tipo di donne metteremo in questi CDA? Noi italiani siamo bravissimi anche ad aggirare certe leggi ed è la cosa che mi preoccupa di più, perché se fino ad ora in quel 3,2% ci sono, con tutto il rispetto per quanto riguarda le competenze di queste donne, ma ci sono molte donne che sono figlie di, mogli di, fidanzate, eccetera, eccetera, quelle che io chiamo un po' le figlie d'arte, bene, veramente poi avremo la possibilità di far avanzare queste donne per il merito che rappresentano. Le porto quella che è un po' una perplessità del gruppo Donne Manager ed è questo: non vorremmo passare con quelle che arrivano nei vertici solo perché hanno una gonna. Certo. Per noi il fattore discriminante rimane la meritocrazia. Quindi vorremmo che questo concetto venisse applicato sia per le donne ma anche per gli uomini. Non che il 30% di donne che accede adesso alle quote rosa viene... Giusto perché fa serviva questo, una esatto, donna. perché è una donna, e poi invece dall'altra parte gli uomini non sono certo lì per la meritocrazia, non sempre perlomeno. Veramente abbiamo bisogno che questo sia il fattore determinante. Quindi avanti tutta per maggiore presenza delle donne nei CDA, ovviamente quelle che se lo meritano. Certo, sempre un discorso legato al merito, ed è qui che troviamo un legame importante con il forum della meritocrazia. Allora abbiamo detto che rispetto all'Europa siamo un po' indietro, però l'importante è riuscire a ridare valore a quel che noi sappiamo fare, donne o uomini che sia. Ma c'è bisogno quindi di una rivoluzione un po' culturale. In questo momento sì, si parla di crisi economica ed è chiaro, però una grande crisi dei valori anche che riguarda il mondo del lavoro. Abbiamo detto figli d'arte, parenti, amici, insomma c'è un po' questo. Voi dal forum che cosa raccogliete? Perché sono tanti i giovani che hanno tanto merito ma che invecchieranno spesso senza neanche poterlo far vedere perché tanto non c'è spazio. Esattamente, noi siamo nati perché cerchiamo di difendere la cultura e la crescita del talento in Italia, per cui ci muoviamo sulla diffusione innanzitutto della conoscenza e della cultura della meritocrazia, perché di conoscenza ce n'è poca in Italia, di meritocrazia se ne parla tanto, molto spesso se ne parla anche un po' in modo improprio o poco a ragion veduta. Quindi viene tirata un po' in ballo, soprattutto in quest'ultimo periodo di campagna elettorale, è stata tirata un po' in ballo in modo improprio. Noi cerchiamo di difendere quindi e di diffondere e di difendere la cultura della meritocrazia intesa come uno strumento di valutazione per far sì che chi ha valore, ha talento, ha voglia di fare e grinta
possa riuscire ad arrivare agli obiettivi che si prefigge. Ovviamente non deve essere una cosa articolata su un percorso o una scheda di valutazione che resta sulla carta dove sai l'inglese sei bravo, sai il francese sei più bravo, eccetera, ma ci deve essere anche una valutazione in cui si va ad analizzare nel merito la persona e quindi si cerca di individuare come questa persona può portare un valore aggiunto alla società in generale. E questo come primo aspetto. Il secondo aspetto è quello di diffondere anche una cultura meritocratica che si basa sia sulle best practices che ci sono all'estero, ma sia anche sull'adattarsi alla realtà italiana. Diceva prima appunto la dottoressa che c'è una legge, fatta la legge, trovata l'inganno. Io penso che se fossi una donna sarei offesa di una legge che mi dice ho diritto a quel posto perché rientro in una percentuale che la legge stabilisce. Secondo me ci deve essere la condivido comunque come filosofia perché è un primo passo per riuscire a cambiare la situazione, ma la meritocrazia deve diffondere una cultura che si basa non su delle quote stabilite per legge, ma su concetti meritocratici. Un esempio stupidissimo, non è che una persona che è appassionata di calcio può andare a fare l'allenatore, deve fare una scuola, un percorso formativo, superare degli esami e poi se riesce raggiunge quell'obiettivo che si è dato. Analogamente non può piacermi magari qualche programma televisivo di medicina per pretendere poi di fare il medico. Quindi ci devono essere degli scaglioni e delle regolamentazioni per far sì che chi ha talento, che è la base di tutto, poi cerchi di andare avanti e di emergere e questo lo deve fare in modo progressivo. Interrompo su questo, una domanda che faccio a tutti e due. Potrebbe essere un modo forse il pensare ad una retribuzione o ad un ruolo che viene dato proprio in base al merito, alle capacità dimostrate sul lavoro, per cui alla resa, per cui scali di ruolo, aumenti di ruolo se vai bene, se mi produci un certo risultato, uomo o donna che sia. Ma questo, guardi, sfonda una porta aperta perché e questo è uno degli obiettivi che si pone anche Manager Italia, quando noi parliamo di manager, ma siamo convinti che questo possa anche essere applicato per altri livelli. Ovviamente la possibilità di legare parte del salario, quello che noi chiamiamo il variabile, al raggiungimento degli obiettivi è sicuramente qualcosa per cui il mondo del lavoro deve cominciare a cambiare. Ecco perché ho detto al di là magari del livello dirigenziale dove in alcune occasioni questo già avviene, ma proprio bisognerebbe incentivare questa presenza di variabile legato al successo. Raggiungere obiettivi si può, si deve, aiuta l'impresa sicuramente, la rende anche competitiva, stimola anche i dipendenti a darsi da fare, anche coloro, le dirò, che sono in prossimità della pensione, perché molto spesso si pensa che persone che raggiungono una certa età, ormai mi mancano 3 o 4 anni, chi se ne importa, no. Tra l'altro noi abbiamo un osservatorio Manager Italia che ci ha proprio confortato in questo senso, ci dicono che hanno ancora voglia di lavorare. Ovviamente se a loro si ponessero degli obiettivi, noi siamo certi che sarebbero pronti a dimostrare le loro capacità. Certo, allora in questo momento stiamo veramente toccando il fondo, siamo bloccati, c'è una grande crisi, l'ho detto prima. Possiamo sfruttare questo momento così difficile veramente per attuare un cambiamento che parta dal profondo, dalla classe lavoratrice? Ma io ritengo sicuramente di sì, la risposta è un'opportunità, nei momenti di crisi ci sono sempre le maggiori opportunità. In questo momento qua noi siamo giovani e ci autofinanziamo e siamo pochi, però ci diamo da fare. Ad esempio abbiamo realizzato un premio che si chiama Woman Like You in collaborazione con un'altra associazione che ha l'obiettivo di premiare, di individuare dei talenti e premiarli per talenti di sesso femminile e sono stati su oltre 630 curriculum, ne sono stati selezionati 10 che avranno una menzione di cui uno sarà poi il vincitore. Questo premio tra l'altro sarà dato il 7 di marzo. Il 7 di marzo, esattamente, al grattacielo della Regione Lombardia e riteniamo che questo sia un esempio per promuovere e diffondere comunque
talenti che sono riusciti in difficoltà e in una condizione femminile che deve pensare oltre al lavoro anche alla casa e alla famiglia, a realizzare qualcosa di positivo. Certo, benissimo, grazie. Una domanda conclusiva negli ultimi 10 secondi, per cui o sì o no, può essere che le donne siano tanto osteggiate perché la donna fa paura, allora brava a casa che deve svolgere un ruolo materno e quindi si deve dare 1000 cose da fare, e poi se è brava anche al lavoro è un bel problema, insomma l'uomo può essere un po' spaventato, sì o no, può essere questo dietro? No, assolutamente non facciamo antagonismi fra uomini e donne. Ci sono delle donne molto brave, ci sono altrettanti uomini bravi. Noi ci auguriamo che sempre più donne entrino nel mondo del lavoro e abbiano la possibilità veramente di dimostrare il valore che hanno. È proprio anche una sfida per le imprese. Certo, benissimo. Allora io vi ringrazio infinitamente. Speriamo che questa crisi ci porti verso veramente la scoperta, la riscoperta del nostro merito, delle nostre capacità. Queste ci devono portare avanti, non altro. Per cui dico ai giovani: non cercate scorciatoie, che cercheremo di andare avanti solo con i meriti. Grazie infinite, grazie anche a voi. Adesso c'è un pochino di pubblicità, però restate qui perché parliamo un po' di sorriso, importante, state qua.